Buonasera a tutti, benvenuti, buon inizio settimana, come promesso. Eccoci qui, il nostro programmino Amici per la musica nel cuore, insieme al nostro Claudio Salpietro. Buonasera, buonasera. E Raff D'Amico. Raff, buonasera. E Buonasera, Franco salutiamo Raciti. tutti gli spettatori che sono a casa. Franco Raciti. Sì, Franco Raciti, cantautore. Dov'è? È qui con noi, ma non è qui con noi perché è a Roma e sta registrando un brano, perché prossimamente noi saremo giorno 4 giugno al Gran Galà Italia, che sarà a Roma, che è uno spettacolo televisivo. Quindi io è partito stamattina, io lo raggiungerò in seguito, in questi giorni. Fantastico, gli Lo facciamo salutiamo, un lo bacio. Quindi salutiamo Franco Raciti. Ciao Franco. Cantautore. Ciao Grande Francuzzo, Franco. un bacione. Quindi oggi sarete voi, solo voi due, i miei compagni, diciamo. Sì, sempre nella conduzione ci sarò io. Ovviamente Raff è una parte integrante del nostro programma, insieme a Franco, lo sappiamo che salutiamo, però era giusto dare il benvenuto proprio così. Che ne dite se partiamo con la nostra solita sigla? certo. Vai. Lui si chiama Sigla. e la canzone è Voglio stare tranquillo. Franco Raciti. Voglio stare tranquillo, senza perdere tempo. Tu mi stucchi il cervello per avere un mandrillo, ma io lavoro per avere poco e male. Tu prendi il mio sale per condire i tuoi sì. Tu cerchi il pelo mentre mondi alla rovescia. Tu fai l'esistenza, un cuscino per te. Voglio stare tranquillo, tranquillo, tranquillo. Voglio stare contento, tranquillo, con te. Non voglio niente mai se non sta bene a te. Non voglio il cuore, sai, ma un po' di tenero. E a me che ondeggio già tra crisi e identità. Tu togli l'oro e dai stress e fatica. Amore mio, voglio stare tranquillo. Ho bisogno d'amore, tranquillo. Ho bisogno di cuore, tranquillo. Ho bisogno, senza fare bordello. Tranquillo, con te. Caterina, stai ballando su una mina. Puoi scoppiare senza foto e non basterà un cerotto. Tu mi rompi le palline e poi mi sgrani le sensine. Ti ho cresciuta, ti ho vestita e ti ho messa sulla vita. Certo so che sei gelato ed è questo il risultato. Tu mi accappi, mi strapazzi e non fai mai tuoi cazzi. Tu ti agiti per niente, a da fare indifferente. Resta ferma, non parlare, o di dove basta un cane. Ma dalla vita dimmi adesso cosa vuoi. Se non ti basta ciò che sei e quel che hai. C'è un mondo intero dentro e intorno agli occhi tuoi. Tu non lo vedi e male stai. E io voglio stare tranquillo, tranquillo, tranquillo. Voglio stare contento, tranquillo, con te. E a me che ondeggio già tra crisi e identità. Tu togli l'oro e dai stress e fatica. Amore mio, voglio stare tranquillo, tranquillo, tranquillo. Che vita è? Devo stare tranquillo, 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 dentro di me. Voglio stare tranquillo, tranquillo, tranquillo. Coi tuoi perché stare fermo da sballo, tranquillo, con me. Il nostro
Franco Raciti! Cantautore. Che lo abbiamo teletrasportato qui. Questo è un pezzo di un programma che avete fatto a Roma, giusto? Sì, La sigla esatto. che abbiamo presentato. Però non è quello recente, perché ha fatto lo stesso brano, però aveva un altro look. Un altro look, com'era? Di che colore era vestito? Era vestito particolare, stile tutto verde, come mi The sono Queen. vestito io qualche puntata fa insieme. Va bene, comunque molto l'abbiamo- appariscente. Ci piace quando si è così. Sì, esatto. La normalità non fa per noi, assolutamente. Mandiamo un bacio a Franco. Ciao, Franco! Ti aspettiamo. Allora, Claudio, noi nell'ultima puntata che siamo stati insieme avevamo Sì. un po' spiegato quello che sarebbe successo. Quindi Esatto. facciamo un ricapitolo. Allora, io, Franco Raciti e Raff D'Amico Sì. abbiamo scelto di inserire all'interno di Amici per la musica nel cuore 4 talenti che sono stati scelti in 4 serate all'interno di un locale che si chiama Desin. Dove Desin a Giarre. Esatto, dove praticamente c'è questo karaoke, diciamo così. Sì. Ogni settimana voi fate le vostre serate. Sì, però dopo ci sposteremo, dopo lo diremo a fine puntata. Esatto, e voi puntualmente in ogni serata andate a scegliere un talento e lo portate qui all'interno del Esatto, vostro appuntamento. non lo scelgo io o Franco No. o Raff, ma lo sceglie un componente. In questo caso c'erano 2 giurati Ok. che sceglievano, che io cambiavo ogni settimana, che sceglievano un talento che noi l'abbiamo portato all'interno di Amici per la musica nel cuore. Tanto è vero che il programma, questa puntata si chiama Amici per la musica nel cuore Karaoke Talent. Bellissimo, quindi ragazzi a fine puntata vi sveleremo dove si svolgerà, diciamo, questo karaoke il venerdì. Sarà il venerdì, giusto? Sì, Sarà il esatto. venerdì sera. Andate, iscrivetevi, perché possibilmente nella prossima puntata uno dei 4 talenti potresti essere tu che ci stai guardando da casa o ci stai ascoltando. Esatto. Quindi io direi di iniziare con il primo talento scelto. Certo! Chi ci hai Andiamo. portato questa sera? Lui viene da New York perché è siciliano, per 40 anni ha vissuto, signori telespettatori, a New York. Si chiama Alfio Cucè. Un forte applauso. Benvenuto Alfio, benvenuto. Eccolo che arriva, io sono curiosa. Buonasera Alfio, ben arrivato. Buonasera e ben arrivato. Allora, il primo talento della serata, Alfio, con quale canzone hai vinto? My Way. Ma oh. Il brano che ci farà ascoltare è My Questa Way. sera, no, dicevo anche al talent. Al lì, talent, il brano che hai fatto al talent, Alfio. quando Avvicina il eravate- microfono. Al microfono. I never sing another song again. Ok, io non ho lo capito, saprei mai dire, infatti. però bellissimo, si vede Lui che ha lui ha vissuto a New York. in America. Volevo dire, perché volevo specificare che ogni talento io dirò il giurato che ha scelto, perché ringraziamo in questo caso il signor Alfio Cucè, è stato scelto da Olem, dal mio amico Olem, e da Rosy Di Bella. Salutiamo entrambi, quindi questa sera ci farai ascoltare proprio My Way. Bellissimo brano, direi di lasciarlo con il nostro fantastico Ti facciamo un pubblico. applauso. Che dici, Mary? Sì, e noi Andiamo? Andiamo. Signore e signori, Alfio Cucè. No, questo lo devo tenere io. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, all says clear. I state my case, all which uncertain. I lived, I like that fool. I travel each and every highway and more much this I did it my way. Regrets I had a few, and then again too few to mention. I did what I have to do, and so was true, without exemption. I planned each other course, each couple steps along my way.
more, much more than this. I did it my way. Yes, there was time, I'm sure you knew, when I did all more than I can chew. But truly all we there was now, I ate it up and spit it out. I faced it all and stopped it all and did it my way. Lord, I laughed and cried. I might feel my share of losing, and now years of sight, I found it all, so I'm using few things. I did all that, and when I say no, in a shy way. Oh no, 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 not me. I did it my way. For as a man with this he got, if no himself there's not to say the thing I truly feel, and all the world hope I can clear to rejoice and to the place and it is my way. Yes, it was my way. Che voce straordinaria. Ammazza. Complimenti Alfio. Grazie. Complimenti. Ma a me sorge spontanea una domanda. Tu hai vissuto 40 anni a New York. Come mai sei tornato? Scusa, non è per farmi Avvicina il microfono. Però sai, Sono- è curiosona questa cosa, perché New York è tutta un'altra vita. Lo so, sono rimasto bloccato qui per il fattore del Covid, E non tornerai più a New York? ma io credo di sì. Vabbè, io e Claudio comunque se vuoi ti Sì, facciamo sì, compagnia. tranquilli, Noi ne tranquilli. abbiamo parlato dietro di Mister Alfio, qualche ripetizione d'inglese? Ecco. Se possibile. Anche quella. Ecco, anche tipo, quella. grazie a tutti per averci seguito, è stato un piacere, ci vedremo presto. Grazie mille, No, in grazie. inglese lo voglio sentire, glielo dici per favore. Thank you very much for listening about me. And I am no singer, but I like singing. Thank you, it's very wonderful puntato. Thank you. Io te lo dico, missicata. Bravo, insiculo. Grazie Alfio. Complimenti, Alfio. Grazie. Ci rivedremo presto, va bene? Grazie Alfio. Da dietro, Da questa direttamente parte, lì. Alfio. Grazie. Figa questa cosa, qui noi insomma non è che ce li abbiamo così i talenti, noi ce li abbiamo che arrivano da tutte le parti del mondo. Bravo Claudio, mi piace questa scelta che hai fatto per questa puntata. Adesso sono curiosa. Ringraziamo Olem. Certo, un e bacio, il giurato, è il giurato che ha scelto insieme a Olem. Ad È Alfio. Rosi Di Bella. Complimenti ragazzi. Complimenti a loro. Sono curiosa adesso di scoprire il secondo talento. Sì, una bella voce femminile. Quindi si cambia. Sì, scelta dalla seconda serata, scelta da Miriam Bonaccorso, che è un'attrice, e scelta da Alessandro Spina, che è un artista. Lei si chiama Domenica Aiello. Vai Domenica! Un forte applauso anche a lei. Buonasera a tutti. Ciao Domenica, ben arrivata anche a te. Un piacere conoscerti, sicuramente un'altra voce straordinaria.
Curiosa di sapere con quale canzone sei stata scelta durante la serata. Una canzone di Whitney Houston, The Greatest Love of All. Oh, ma qua ce l'abbiamo proprio tutti international, Questa sera invece cosa ci fai ascoltare? Adagio di Lara Di Lara Fabian. Fabian, bellissimo brano. Che dici? Direi di lasciarle il microfono e noi di andare via. Annuncia Grazie. la nostra ospite. Signore e signori, è qui con noi ad Amici per la Musica nel Cuore Talent Karaoke, Domenica Aiello! Grazie. Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te. Adagio. Le notti senza pelle, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò. Adagio, chiudo gli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dall'agonia. Sento battere in me questa musica che ho inventato per te. E se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Il sole mi sembra spento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che vorrei vivere in te. Il sole mi sembra spento, no, 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 abbracciami con la mente. Smarrita senza di te, e dimmi chi sei, e ci crederò. Musica Altro talento questa sera. Grazie.
Brava Domenica, complimenti. grazie. Sono dei talenti meri. Ma Parlo che con brava. lei perché... Lei è un peccato. Tu non hai mai pensato di fare qualche brano tuo? Perché Francamente sì. Vai, Francamente sì. Però... non ti sei mai lanciato? È un peccato, No. perché è una voce molto bella. Complimenti Grazie Domenica. mille, Brava, grazie. brava. Grazie. Elogiamo sempre le voci che vengono scoperte e tu sei una bella scoperta Domenica. Brava. Una voce Grazie mille. angelica. Molto, Davvero. molto. Grazie, ci rivediamo Grazie a voi. presto, va A bene? presto. Grazie. Ciao Domenica! A presto. Allora, Sì, io devo essere sincera, a me un poco manca. lo so, manca Mi pure a manca me. averlo. Franco Raciti, verrò presto a Roma. Sto arrivando pure io, ok? La prossima volta vengo pure io. No, io a Roma non ci Dai. sono, ci sono stata che ero Ma con piccolina. piacere, dai, Mi dai. piacerebbe anche a me andare nella nostra capitale. Salutiamo tutti gli amici. Ci mangiamo di la Roma. carbonara. Ma è bella. Stai parlando. Guarda, là ce n'è un altro che ama la buon carbonara da gustaia, quella parte. buon Da quella gustaia. parte. Che dici se lo portiamo qui anche se non c'è? Certo, non è qua, ma lo portiamo qua, come hai detto tu. Partiamo? Con quale brano? Il brano si chiama Ibrido Rock and Roll. È sempre lui. Ascoltiamolo! Ibrido Rock and Roll. Vai Franco! Parliamo in questa vita e nessuno mollerà. Qualche incubo si annida che pian piano è già realtà. Avrò il cuore di una mucca, tra le costole una placca. Sarò un ibrido che non sta fermo mai. Non è colpa dei neutroni, questo acceso movimento. Mi sono rotto un po' i neuroni a stare al passo col mio tempo. Avrò il fegato di un'oca o una mano di metallo. Sarò un ibrido che non sarà mai stanco. E allora ballo e rock and roll, signora, io ballo e rock and roll. Balliamo il rock and roll. Ballo e rock and roll, signora, io ballo e rock and roll. Balliamo il rock and roll. Avrò il cuore di una mucca, tra le costole una placca. Sarò un ibrido che non sta fermo mai. Oh, 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 ballo e rock and roll, signora, io ballo e rock and roll. Balliamo il rock and roll. Oh, 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 ballo e rock and roll, signora, io ballo e rock and roll. Balliamo il rock and roll. È una pista fuori campo dove atterrano i miei guai. È un'ipotesi soltanto quella che non morirai. Se si pone ora la mischia tra un chirurgo e un genetista, sarei solo un clone senza identità. E allora ballo e rock and roll, signora, io ballo e rock and roll. Balliamo il rock and roll. Oh, 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 ballo e rock and roll, signora, io ballo e rock and roll. Balliamo il rock and roll. Balliamo il rock and roll. Balliamo il rock and roll. Il rock and roll. Un ibrido rock and roll. A me questo ritmo da rock and roll, guarda, ancora sono in movimento, non ci si ferma. Io non so ballare, ma ci provo perché No, la ce musica ce la fai, ti trascina. mi trascina. Franco Raciti, cantautore. Un bacione a Francuzzo. Arrivo presto?
Allora, adesso c'è un altro momento molto particolare della Sì. serata. Devo dire che quando organizzano, raga, portano sempre quel particolare, la cosiddetta ciliegina sulla torta. E per la seconda volta qui abbiamo una stilista fantastica, giusto? Sì, esatto. Questa sera con una sfilata diversa rispetto all'ultima volta. Sì, lei l'ultima volta poi è andata a Sanremo, quindi ha presentato gli abiti siciliani. Adesso presenta abiti Qualcosa costruiti di sempre diverso. con le sue manini a casa. Sono molto curiosa, quindi direi di dare il via a questa fantastica sfilata. Le modelle della stilista Anna Vazzano! Vai! Avanti con la prossima, dai! Potete guardare la varietà dei colori. Utilizza Anna Vazzano. Signore e signori, è arrivato il momento di lei. Lei che fabbrica, che costruisce con le sue mani gli abiti. Signore e signori, la stilista Anna Vazzano è qui a Bella Radio TV, dai! Benvenuta, benvenuta Anna! Mary, te l'ho portata da Sanremo è qui. Anna, innanzitutto buonasera, ben arrivata. Complimenti. Grazie. Complimenti per la scelta sicuramente dei tessuti, la particolarità di ogni cosa, ma soprattutto come riesce ad esaltare quella che è la donna. Questa è una cosa che mi piace tanto, esaltare proprio quello che è il corpo femminile con eleganza, con raffinatezza, perché ogni abito che io sto vedendo questa sera rappresenta e permette di far vedere la donna in tutto il suo fascino, ma con un'eleganza senza la volgarità, con eleganza, con rispetto e con femminilità soprattutto. Esatto, quello che dico sempre io, intanto buonasera a tutti, quello che dico sempre nelle mie sfilate è che per me non esiste una taglia giusta di ogni donna, perché ogni donna è bella in qualsiasi loro forma e in qualsiasi loro colore. Per me le mie modelle rappresentano tutto, sono per me una parte di me come se fossero delle figlie, perché dietro le quinte si cresce, si crea un rapporto di amicizia, di famiglia. Che è la base, soprattutto, perché altrimenti non si potrebbe lavorare. E quello senza. che insegno soprattutto alle mie modelle è di non essere invidiose nei concorsi, perché comunque tutte possono vincere, tutte siano belle. E... La donna è bella già per il semplice fatto di Esatto, essere donna, esatto, parliamoci chiaro, ogni esatto. corpo ha la sua bellezza per il fatto che è già donna, si prende cura di sé e tu esalti appunto la loro bellezza con la meravigliosità di questi abiti. Sì. Ognuno di questi ha davvero un tocco, io le guardo tutte e quattro perché sono tutte e quattro bellissime e tutte e quattro proprio rappresentano la donna. Devo dire che se io dovessi andare da qualche parte a scegliere un abito non saprei quale scegliere, perché ognuno è davvero molto particolare. Esatto. Questi sono quattro abiti che tu hai realizzato, immagino che ce ne stanno tanti altri ancora, lo ricordiamo, tantissimi. per seguirti hai una pagina, per contattarti Sì, per su la realizzazione, Facebook tramite Anna Baravazzano. per la realizzazione anche di abiti su Sì, mi richiesta. possono contattare in privato. Cioè, raga, guarda qua che Allora, Mary Milani, per il suo stile, se dovesse sceglierne uno, vediamo se dalla regia sanno quale andrei a scegliere. Vediamo. Posso provare a scegliere Sì. io? Secondo, vediamo. Io
Credo di conoscerti. Secondo te io quale... Quello tigrato ti starà pennello, signori Quello telespettatori. Mi sono messo un po' da parte per fare vedere queste lo bellissime spettacolo modelle. delle ragazze bellissime. E quello è l'abito che hanno amato follemente le mie modelle, perché è l'abito che rappresenta l'Egitto, la nostra Cleopatra versione moderna. Bellissimo. Te lo un vedrei. codone È stato Te lo anche vedrei. a Sanremo questo abito, ha fatto praticamente tutto il giro dell'Ariston. bellissimo. È l'abito più amato delle mie modelle, infatti. Bellissimo, bellissimo. Non di meno gli altri tre che sono davvero uno La spettacolo. nostra Paola rappresenta la rosa senza le spine, perché mi una piace rosa tantissimo pure. è come se una donna, la donna non ha le spine, è il belle nella sua semplicità come una rosa. Poi abbiamo Esther che rappresenta l'abito moderno di una sposa moderna, Bellissima. a Venezia, perciò un abito molto tranquillo. E poi c'è la nostra bellissima modella Chiara che rappresenta il blu del nostro mare dell'Italia. Bellissime ragazze, complimenti a te Anna per l'idea di rappresentare Spero che ogni cosa. la prossima volta mi farei da modella anche tu. Quando vuoi, io sono a disposizione, Ok, guarda, fai di perfetto. me ciò che vuoi. Perciò mi raccomando, nella prossima puntata vedremo anche la nostra presentatrice con abito della stilista Anna. Curiosissima di vedere cosa scegli e soprattutto Certo. davvero con tanto orgoglio indossare i tuoi abiti e portare avanti le nostre stiliste, che meriti tanto Anna, te lo diciamo. Magari con il l'abito cuore. che ti dona la stilista Anna Vazzano puoi condurre la trasmissione insieme a me, dai. Questo Che abbiamo dici? detto, Certo, sarà questo, certamente. certo Va che bene? sì. Non solo Certo che sfilare. sì. No, Lo devi indossare Indossiamo in puntata, interamente. in puntata. Grazie Anna e complimenti ancora. Ricordiamo il contatto di Anna per seguirla, essere sempre aggiornati sulle novità. Ricordiamolo ancora una volta. Sì, Anna Baravazzano su TikTok o anche su Facebook. Grazie Anna, grazie a te. Aspetta che lasciamo spazio alle ragazze, così per prima dell'uscita, Claudio, se sei d'accordo, le facciamo nuovamente passare davanti alle nostre Assolutamente. telecamere. Per chi è in radio, ragazzi, vi consiglio di andarvi a guardare la puntata, che sono bellissime. Una giostra di vestiti, dai, di colori con i vestiti di Anna Vazzano. Grazie alle nostre ragazze. Grazie alla stilista, alle modelle. Ritorniamo a noi. Ma che spettacolo, ma che spettacolo. Guarda. Sono contenta quando mi porti queste cose, sono davvero contenta. Ma io voglio vederti anche a te vestita, che sei bellissima. Grazie, sei sempre gentile. Sai perché mi piace questo? Perché portare avanti quella che è la moda siciliana e fare andare avanti le nostre stiliste è una cosa molto bella, e quindi complimenti a chi fa vedere quella che la nostra Sicilia realizza. Bravo Claudio, portiamo avanti sempre la nostra di economia. Però bravi anche i miei colleghi, Raff e Franco Raciti, cantautore. Certo che sì. Allora, andiamo nella terza voce del Terza talent. voce, altro terzo talent, assolutamente. Esatto. Sono curiosa anche di vedere chi c'è questa Voce sera. femminile che è stata scelta dal mio caro maestro Salfi, cantautore, che saluto con affetto. Lei si chiama Esther Stella. Buonasera Esther, Buonasera. ben arrivata. Ti presento Mary Miliano. Buonasera cara, ben arrivata. Allora, siamo curiosi di sapere anche tu con quale canzone, scusami, hai vinto il talent nella terza puntata. My Heart Will Go On. Raga, quella di Celine Dion. Titanic. Titanic. Quella. Ha fatto affondare un locale, lo dico. Di applausi. Di applausi, esatto, di applausi. Di applausi. E questa sera cosa ci farei sentire? Fuoco e cenere di Micaela. Ragazzi, questa sera abbiamo davvero delle voci fortissime. La lasciamo qui? Certo, signori telespettatori, Esther Stella. Mi giro e poi mi guardo intorno, spegno, riprendo i sensi quando viene il giorno, petali di vita, sfoglio sopra il tempo, ora che è finita, me ne rendo conto, ora che le mie mani cercano il tuo viso, corre e stringe l'emozione in un istante, vola, quel desiderio vivo ed accecante, adesso che senza te non respiro più. Ecco
le sfide di ogni giorno, sguardo assente insegue il tuo ritorno, ma non riesco a credere che non sei qui con me. Ester Stella. Che ti avevo detto? Sì, devo dire di sì, tutti i talenti nascosti che grazie a voi questa sera stiamo scoprendo. Se cantavi tu il Titanic non sarebbe mai affondato, te lo dice Claudio Salpietro. Ogni volta vedevamo quel Titanic dicendo non morire quando c'era il nostro amato DiCaprio, tutte l'abbiamo amato grazie al Titanic. No, possibilmente chissà non saliva sopra la porta invece di morire. Brava bravissima Ester, complimenti. Grazie anche a te per essere stata con noi. Grazie mille a voi. Bravi ragazzi. Sono curiosa di quello che succederà, anche perché c'è un cambio location. Aprite bene le orecchie per chi vuole partecipare, perché dopo Claudio vi svelerà tutto. Sì, magari a fine puntata ne parliamo. Senti, la puntata è arrivata fino a questo punto, però tu ancora non mi hai cantato niente. Sì. Non è che possiamo andare avanti così. E io volevo fare un brano ai telespettatori che è contro la violenza. In questo caso parla della violenza di una donna, però è contro la violenza in generale, perché io, Claudio Salpietro, diciamo, è sensibile ed è contrario, tra virgolette, contro le violenze in generale. Animali, persone, le guerre. Quindi te lo voglio dedicare, tu sei a tutti lo dedichiamo. La più grande conduttrice che io possa avere accanto. Grazie, per me è un piacere e un onore presentare insieme a te. Si chiama Nancy ha detto basta, e questo brano l'ho scritto io. Sono molto curiosa, ascoltiamo il nostro Claudio Salpietro. Grazie. Nancy era una ragazza senza paura, si innamorò di un sorriso dolce come il miele. Ragazzo che sembrava fatto d'oro nascondeva un cuore freddo come il cielo. Le sue parole erano belle promesse, ma le sue mani pugni di carta pesa. La vita di Nancy scivolava nel buio, ogni giorno più lontana, ogni giorno più giù. Nancy ha detto basta, e ha trovato il coraggio, ha spezzato le catene di quel mondo stagio. Ora cammina libera sotto un cielo nuovo,
passo alla volta verso un futuro più bravo. Le cicatrici sul corpo come macchie del dolore, ma nel cuore un fuoco, una nuova direzione. Ogni lacrima caduta ha dato più forza, ogni notte insonne, una mattina più rossa, non è più prigioniera di quel crudele abbraccio, ha ritrovato se stessa, ha ritrovato spazio. Nancy è una guerriera e nessuno la ferma, ballando nel sole, lasciandosi alle spalle la nebbia. Nancy ha detto basta, ha trovato il coraggio, ha spezzato le catene di quel mondo stagio. Ora cammina libera sotto un cielo nuovo, nuovo, passo alla volta verso un futuro più bravo. Bellissimo brano. Grazie, grazie. Bellissimo, soprattutto portarlo in questo periodo dove ultimamente veramente sono successi 2 femminicidi molto molto brutti, e quindi ricordarlo sempre, questa cosa contro la violenza, ma non solo contro le donne, ma hai detto una cosa giusta, anche contro gli animali, che se ne parla troppo poco. E io sono d'accordo con te, la violenza anche psicologica nei social, il cyberbullismo, assolutamente. Quindi ogni forma di violenza è sbagliata, quando ragazzi. invece in realtà potremmo semplicemente goderci la vita e sorridere agli altri, soprattutto, che sarebbe la cosa migliore. Bravo. Volevo dire 2 parole al volo. Vai. Parlo per i ragazzi: se avete dei problemi parlate con i genitori, perché gli amici sono i genitori e vi possono aiutare, non vi chiudete. Bravo, parole sante, sono d'accordo. Allora andiamo col talent. Chi ci hai portato adesso? L'ultimo tra i 4 talent. Esatto, giusto? abbiamo l'ultimo dei 4 talent. Lui viene dal Senegal e oggi noi l'abbiamo scelto nell'ultima serata, dove il giurato sono state 2 ragazze, Anna Venturiello e Auri Bonaccorso, campionessa mondiale di canto. Bacio, hanno scelto quest'artista perché dietro la sua musica ci sono dei messaggi particolari. Che ti dirà lui? Sono curiosa, lo facciamo arrivare? Signore e signori, Moby! Ciao. Ciao. Buonasera. Fratello. Ciao Moby, benvenuto anche a te. Mary Milani. Mi sento piccola vicino a lui, piccola. Moby, ben arrivato. Claudia ha detto una cosa molto bella: in ogni tua canzone, in ogni tuo brano c'è un messaggio particolare. Sì. È una canzone di Vasco Rossi che io ho fatto una cover. Quale? Mondo migliore. Ragazzi, è vero, hai perfettamente ragione. Manderemo anche il video, così i telespettatori capteranno il messaggio di Moby. Sono d'accordo. E allora lo lasciamo qui insieme al nostro pubblico. Certo. E lo facciamo ascoltare, ragazzi. Telespettatori, Moby e il suo messaggio di pace. Vai! Non è facile pensare di andare via e portarsi dietro la malinconia. Non è facile partire e poi morire e rinascere un'altra situazione. Mondo migliore. Non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stazione, di una vita che è passata come un lampo, e con filo dritto verso
tutte le stazioni. Mondo migliore, mondo migliore. Essere libero costa soltanto qualche rimpianto. Sì, tutto è possibile, perfino credere che posso esistere. Mondo migliore, mondo migliore, mondo migliore, mondo migliore. Non è facile trovarsi su una strada quando passa la necessità di andare. Quante ore di partire e non puoi più rimandare. Mondo migliore, mondo migliore. Essere libero costa soltanto qualche rimpianto. Sì, tutto è possibile, perfino credere che posso esistere. Mondo migliore, mondo migliore, mondo migliore, mondo migliore, mondo Moby, complimenti. Mi sei piaciuto da morire. No, a parte che io amo il vostro modo di muovermi e voglio una lezione perché cioè ti ho visto e voglio imparare a ballare in Puoi questo andare in modo. Senegal. Subito. Lui mi ha subito. invitato. Vengo Posso pure portare io. Mary? Vengo pure Anzi, io. me la devo portare. E voglio dire una cosa, guardate anche il video perché è su YouTube. Andate a guardare il video perché è molto bello, molto suggestivo. La vita. Un quella- bel messaggio questo, Esatto. perché volevo dare un messaggio che Giusto. tutti siamo uguali, anche Bravo. volevo che il mondo deve essere migliore, Hai soprattutto Senegal. Le differenze esistono, diciamo, solo nelle nostre menti. Sai, non è nemmeno quello. Sono le culture sbagliate che fanno crescere le persone con certe convinzioni. Esatto. Quando in realtà non ci devono Siamo essere. tutti uguali. Perché siamo tutti fratelli e sorelle. E questo messaggio che lui ha mandato, il video soprattutto, cercatelo. Mondo migliore di Moby su Aspettimi YouTube. Senegal perché tra un po' sono lì.
Veniamo Ok, pure noi. veniamo pure noi, io e Mary, ok? Grazie, Moby, Vai, complimenti. grande, un mondo migliore con Bravo. Moby. Mi è piaciuto, mi è Amici, piaciuto per la tanto. musica nel cuore, Belle, per i messaggi, non solo musica. Queste cose si devono portare più spesso. Sono molto contenta di questa idea che avete avuto tu, Claudio, insieme a Raff e a Franco. Davvero Franco bello. Raciti, cantautore. Scusami, io dico Lo sempre. devi specificare. Hai ragione. Allora, siamo rimasti, manca l'altro pezzo. Qua vicino a Però noi. questa volta lo devi chiamare te. Lo facciamo tornare anche Certo. perché io voglio parlare dopo insieme di questa grande idea che avete avuto insieme, quindi lo facciamo tornare qui con noi. È stato con noi in apertura, lo vogliamo anche adesso, il nostro Raff. Vai, Raff! Amico. Sono qui. Salutiamo sempre il nostro pubblico a casa. Sia chi ci guarda in TV ma anche chi ci ascolta in radio, ricordiamolo perché siamo anche in diretta radio. Raff, cosa ci fai sentire tu? Sotto questa temporale, una bellissima canzone che ho scritto nel 2021 durante la pandemia. Vediamo se indovino. Dedicata alla moglie, Graziella. Sempre. La salutiamo a Sono casa. un mago. Viva l'amore! Vai, Raff! Grazie. Grande! Il mondo cambia, il nostro amore resta come il tuo odore dentro questa stanza. La nostra storia che non sembra vera, il nostro amore che poi ci accompagna e piano piano sempre crescerà come due fiori dentro ad un giardino che si intrecciano e il loro amore un giorno splenderà. Oggi c'è sole e tu che bella sei, il tuo sorriso che mi fa sognare e non è facile poterlo dire e non è semplice poter spiegare tutto l'amore che mi tengo dentro e che a volte non so dimostrare, ma ti giuro amore, tu sei il vento che mi sfiora. Stringimi più forte amore, sotto questo temporale, tra le pagine d'amore, scritte per poi ricordare che qualunque cosa accada, sotto questo cielo un posto c'è. Per chi si ama come me te, sembra diverso il mondo insieme a te. E non è vero che l'amore è un male, solo perché se sbagli può ferire, solo perché hai paura di volare. E insieme a te io volo più lontano, mi basta solo tenerti per mano e il mio cuore batti ancora e ancora e ancora. Stringimi più forte amore, sotto questo temporale, tra le pagine d'amore, scritte per poi ricordare che qualunque cosa accada, sotto questo cielo un posto c'è. Per chi si ama come me te, per chi si ama come me te. Stringimi più forte amore, sotto questo temporale, tra le pagine d'amore, scritte per poi ricordare che qualunque cosa accada, sotto questo cielo un posto c'è. Per chi si ama come me. Grazie. Altro brano del nostro Raff d'amico, bellissimo. Grande collega mio. Grazie Claudio, grazie. Ci conosciamo da una vita con Raff. Ragazzi, allora adesso siamo arrivati al momento in cui dobbiamo dare tutte le info. Prima Esatto. però voglio ricordare che la replica, ragazzi, sarà mercoledì sera alle ore 21, ok? E poi come sempre sarà inserita nel canale YouTube di Bella all'interno della cartella Amici per la musica nel cuore. Ragazzi, detto questo, dateci un po' di informazioni, magari se qualcuno Allora, ci sta intanto ascoltando, io ci velocemente sta guardando. volevo ringraziare tutta la redazione di Bella Radio TV, soprattutto il fonico Sonny, che è un grande arrangiatore, Salutiamo. un grande regista
è che noi ci siamo sentiti per alcune vicende riguardanti la puntata e mi ha dato assistenza al 100% perché io la professionalità di Bella Radio TV, e lo dico a voce forte, io non la trovo, è difficile trovarla. Grazie, sì. Diciamo che Sonny è Bella Radio, è tutto, quindi sono d'accordo con te. È moscio. Sì, riesce realmente a gestire tutto, ma in modi egregi. Lui parla così siciliano. Sì, no, ma è giusto, ci sta alla un non mostro. c'è modo migliore per definirlo, è Le parole in dialetto arrivano meglio. Di cuore proprio. Comunque, allora, prego Mary. No, voglio che date le informazioni, ragazzi, sì, perché abbiamo... Raff, se qualcuno parla te. vuole partecipare. Allora, abbiamo chiuso con The Sin, abbiamo I Sei Spiriti Ribelli, un bellissimo locale, veniteci a trovare. Giustamente siamo con le stesse idee, 4 concorrenti che verranno qua su Bella Radio a cantare con noi. E giustamente dovete partecipare da maggio un attimino bene, ogni settimana, esatto, da maggio ogni venerdì verrà scelta all'interno di una serata di karaoke dove ci sarà anche qualche volta anche Deborah Pizzino, perché si potrà anche ballare dell'arcobaleno dance. Ci sarà una giuria che sceglierà la migliore performance e nelle 4 serate, quindi ogni venerdì, verranno poi a giugno ad Amici per la musica nel cuore, karaoke, talent, ma mandiamo il video così magari capiscono i telespettatori dove è e dove si trova. Grazie a tutti i presenti che siete venuti a trovarci nel nostro nuovo locale. Vi aspettiamo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Grazie a tutti di essere qua con me. Perfetto, I Sei Spiriti Ribelli, ragazzi. Perché sono Allora, hanno messo questo nome? Bellissimo nome per i figli. Hanno 6 figli? Sì, esatto. Infatti. 6 spiriti Lo ribelli. salutiamo che è a casa. Il locale si trova a Pasteria, Lapide Pasteria, vicino Giardini Naxos Fiumefreddo, in via Pasteria 16. Ragazzi, andate, mi raccomando, che potete ogni venerdì da maggio, dalla prima settimana di maggio. E si può anche pure ballare, perché a fine serata si balla, verrà anche l'arcobaleno dance. Quindi si Tutto mangia, qua. si canta e poi si balla. Sarà una bellissima esperienza, dai. Ci divertiamo. Ti aspettiamo. Mi raccomando, così magari potete essere scelti per venire qui a fare. Volevo dire, il menù sarà 15 euro a base di pizza con bevanda e 20 euro con la grigliata di carne. Bellissimo. Cantate, tutto qua. ballate e mangiate. Va che bene? cosa vuoi di più dalla vita? Scusa, venire su Bella Radio. Allora, ragazzi, venite qua perché purtroppo la nostra puntata è giunta al termine. Io, come ogni puntata durante gli amici, la puntata degli Amici nella musica nel cuore, mi diverto da morire. È stata un'altra puntata piena di emozioni, diversa, perché è bella anche per questo, perché ogni volta è diversa, porta qualche novità, porta quel tocco e a noi piace tanto. Faccio i complimenti a tutti voi. Claudio, con te mi diverto tantissimo, è sempre un piacere. Raff, idem con te, venite più vicini, mettiamoci Volevo al salutare centro. Franco, saluto Certo. Franco Raciti. Gli mandiamo un bacio. Franco Raciti, cantautore a Roma. Adesso Claudio Ciao, Franco. arriverà. Sì. E come concludiamo stasera? Allora, concludiamo con una mia sigla, che è stato lo spettacolo dove io sono stato con Franco Raciti a Roma, dove ovviamente quello è stato all'inizio, diciamo, la sigla era un'altra sigla, però ovviamente il brano era uguale. Niente, non ci fa lo niente, diciamo, non però importa. lo trovate su YouTube. Franco Raciti, voglio stare tranquillo. E il mio è un brano che ho fatto Accendi il cuore a Roma al Festival Italia e Musica qualche mese fa. Perfetto, noi ci salutiamo così, diamo la buona serata a tutti i belli. Ciao ragazzi, ciao amici, alla prossima. Vi aspettiamo, ai Sei Spiriti Ribelli, ciao! Un bacione a tutti. Sei tu, sali, accomodati, cara, è un piacere per me rivederti.
accendi il cuore, portati lontano dal mio amore, abbi pietà di me, muoio per te. Spesse volte mi vieni a trovare, lo fai solo per farmi del male. Quando sei qui con me ti mangerei, ma tu non mi tentare più. Chissà, forse potrei scordarti non vedendoti più, ma tu quando sei qui con me vorrei soffocarti di baci, non lasciarti mai più. Comunque devo dirti che sei bella, sei veramente bella, sei sempre nei miei pensieri. Come faccio a spegnere il mio cuore se ti amo tanto da morire? Poi mi chiedi un caffè, devi andar via. Invento qualche scusa per fermarti, resta ancora un poco, non lasciarmi, dai rimani con me, non andar via, star qui, anche a parlare sai, per me è come stare abbracciati, dai rimani con me, vorrei stare a provarci un po', chissà, forse potrai amarmi, dai rimani con me. Prima di parlare accendi il cuore, portati lontano dal mio amore, abbi pietà di me, muoio per te e tu lo sai.